Buongiorno a tutti ragazzi, oggi io e Riccardo siamo qui a pescare, diciamo anche dove? Ciao ragazzi. Al massimo lo editiamo. Veneto. In Veneto. Siamo in torrente e basta, iniziamo a pescare e vediamo se riusciamo a catturare qualcosa. A dopo. Ciao ragazzi. Bolla? Bollano. Una o due trote bollano lì a 1 metro. Beh, vedi? Vedi? La vedi ancora? Ce l'hai? Bravo! Bell'appaio. Dai. Carola. Bella, diversa da prima. Guarda come ha l'opercolo blu. Bellissima. Guarda che colori. Veramente bella. Veramente bella. Stupenda. Guardami. Vai. Dove la rilasci? No. Vabbè, vai. E torna nella sua buca! Andrea, da quanto? Dove? Sta davanti. Faccio un lancio? Vai, no, ora che c'è Madonna, ma guarda quante! 1, 2, 3, 4. No, prendo quella più grossa, quella lì. L'ho vista. Vai, prendo quella. Sì, Andrea, sì. Vai, dai, dacci. Oh, hai visto? Hai visto cosa è uscito? No. No, neanche se vuoi. Ce l'ho. Dai tu guadino. Come in diretta? Ottimo. Ottima alla mappa. Non abbiamo neanche fatto male. Oh yeah. Come back. Beh, vedere le trote così adesso finalmente, cazzo. Finalmente è un posto in cui si vedono trote, porca troia.
No. No. Proviamo questa. Preso dallo sconforto, non stavo riprendendo, metti questo in testa. Guarda che roba. Guarda che roba. Guarda che pesce. È stupendo. È stupendo. Allora, pit stop delle, che ore sono 4? No, Chissà. Adesso vediamo. alle 3. Pit stop delle 3 del pomeriggio perché abbiamo raggiunto la fine della zona no kill e non ce l'aspettavamo che finisse così presto, però sapevamo che era corto ma non così corto. Il Veneto è tanto corto. Siamo in Veneto, stiamo in Veneto, quindi... Dici? Pit stop a cura di Riccardo, col tè. Assaggiamo. Non solo, anche la barretta energetica! Oddio, non me l'aspettavo. Perché come Buono? noi, solo Ci sta. come noi che facciamo sui 20 40 30. km. Sei tu che ti sei messo spinning. Porca troia, questa è una stonefly. This is a stonefly. Non hai le mosche della secca? Sì, ce l'ho. Ma il discorso è... Guarda che roba, guarda che trip. Cioè? Tu la fai uguale? Guarda che roba. Cioè, ti rendi conto? Questa... cioè, guarda che roba. Come vola, in maniera stranissima. Sì, ma hai visto che è piena di uova? Ok, we are back. Siamo scesi a piedi del tutto fino a inizio concessione e risaliamo un altro pezzettino. Primo lancio. Non so, sotto il ponte c'è la trota. Riccardo, trottone, te lo giuro, mi ha fatto l'onda, mi ha fatto. Guardala. Ce l'hai? Grande! Ce l'ho anch'io! La matta nel guadino. Guardala. Aia.
No, no. Riccardo, ci sono un sacco di trotte grosse che scappano. Scusa, se io provo così. Oh Riccardo, Riccardo, bellissima! Guarda con cosa l'ho presa! Sì! 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 No. Guarda con cosa! Con la mia esca! Grande, bella. Bel pesce. Sono i colori. Che bello! Sì! Scena incredibile con la mia esca fatta da me, finalmente, finalmente, finalmente. Il farione. Guardate che pesce. Guardate che bocca. Piano piano. Piano, fammi fare una foto. Raga. Così devi. Aspetta, devo allungare le braccia per farlo sembrare più grande. Non so come fanno. Così fanno. Bella. Vai vai su. Grande. Ce l'hai? Bella! Lì ci sono una serie di trotelle che bollano, quindi ho messo un cucchiaino dell'uno, tanto discreto, recupero. Guarda, è andato già. È andata, ce l'ho, no! Due. Bella. Ce l'hai? Grande. Grossa? Bella, bella! Bellissima! Bellissima Riccardo! Olla! Olla! Quindi ragazzi, la pescata termina qui, adesso torneremo. L'ultima pescata dell'anno doveva finire bene.
E infine un ringraziamento speciale a chi ci ha permesso di venire qui, anzi chi ci ha consigliato di venire qui. Dario del negozio Trout and River Specialist di Volpago del Montello. No, sì. E grande Dario! Veramente. E grazie Avanti una grappa. avanti anche due.